C'è raggiunto in studio Claudio Boaro, analisi di fine anno a livello politico. Chiaramente con Claudio Boaro andiamo a vedere un po' la situazione relativa al mondo dell'autonomismo sia in Friuli che a Trieste, perché bisogna cominciare a ragionare che questa regione ha bisogno di un cambiamento. I cambiamenti, come si dice, non si fanno di besoi. Esatto. Niente, fine anno cosa posso dire? Che ci ha visti impegnati in parecchie situazioni proprio per portare la nostra regione, io parlo di regione, non di solo il Friuli, solo Pordenone per una certa parte o solo la Carnia, il Friuli, Venezia, Giulia. Oggi si mette d'accordo tutti assieme di come gestire questo territorio che non è grandissimo e non ha moltissimi abitanti, oppure non se ne viene fuori. Noi abbiamo provato a fare una moltitudine di riunioni con i vari gruppi autonomisti, non solo da parte nostra, iniziative, ma anche da altri. Senta, c'è sempre il famoso ultimo miglio, no? Oppure quel diaframma, no? Esatto. Che viene abbattuto per collegare, mettere insieme una strada di comunicazione. Noi in teoria, quando c'è questo abbattimento manca sempre qualcosa e si blocca tutto. E hanno tutti paura di essere utilizzati dagli altri, manca praticamente quella volontà di mettersi sullo stesso piano, di creare una costituente di questi gruppi friulanesti, regionalisti, triestini, perché si collabora con loro, sono amici, per dare delle risposte al territorio in maniera più concreta, perché manca. Abbiamo visto che in questa legislatura, in questa tornata regionale della Giunta Serracchiani, abbiamo subito di tutto e di più. Qui non è essere contro la sinistra, è essere contro i danni che hanno fatto, vedi le UTI, vedi tutto quello che è successo nella sanità. Allora senta una cosa, io le faccio una domanda anche tecnica, visto che lei è un artigiano che lavora anche pensione, dai, ormai. Vabbè, comunque, diciamo, però l'idea, ho fatto una vita di artigiano. Alle il Mercedes, Marte sì, e Moduso, insomma. Sì. Senta, per essere chiari e trasparenti, è tutto da ricostruire questa regione Friuli Venezia Giulia o qualcosa di buono si può salvare? Le UTI ad esempio, è impossibile pensare a demolirle. Sono state gestite e proposte in maniera sbagliata. La prima cosa che noi chiederemo nel malaugurato caso che gli autonomisti non si riuniscano tutti assieme e quindi daremo una mano a quella compagine o a quel partito, a quel gruppo che accetterà queste proposte, saranno quelle di, prima di tutto, riconoscere ai comuni che non fanno parte delle UTI per loro scelta i soldi che gli sono stati tolti. È una cosa vergognosa, è un ricatto che non accettiamo. Secondariamente, non prevedere più il tempo a termine prima di poter uscire dalle UTI, ma se uno decide di uscire o di entrare immediatamente deve poterlo fare. Insomma, il cantiere è operativo, sì. Non spari tutte le cartucce adesso, perché altrimenti quando comunque stiamo dicendo da sempre questo e saremo coerenti con questo. Bene. Indipendentemente da destra o sinistra. Io ringrazio Claudio Boaro e la linea torna a Pordenone.